Perché non vuole parlarci? Avevano tentato di bloccare tutto, riunendosi a Milano per studiare una contromossa alla proposta di tagliare loro i vitalizi, ma le ultime speranze degli ex consiglieri regionali si sono infrante contro la decisione dei loro successori che hanno votato all'unanimità il taglio del contributo, una sforbiciata calcolata in base all'entità dello stesso vitalizio e che andrà dal 5% per assegni fino a 2.000 euro al 15% per quelli sopra i 6.000 euro. Abbiamo cercato di applicare la legge del buonsenso, io spero che dall'altra parte ci sia altrettanto buonsenso e si capiscano le necessità anche delle istituzioni nel tagliare quelli che sono i costi, perché è un momento difficile per tutti. Nessuna contrapposizione però tra vecchi e nuovi consiglieri, perché a Palazzo Ferro-Fini si è anche deciso di eliminare i futuri vitalizi trasformandoli in semplici pensioni. Siamo nella situazione di quelli che si sono tagliati, anche loro, quelli che sono diciamo gli emolumenti oppure i vitalizi che eventualmente prenderanno in futuro. Sicché non è che abbiamo pensato solo agli altri, ci siamo tagliati anche le nostre risorse. Secondo i calcoli, con questi tagli si risparmieranno circa 690.000 euro l'anno che il Consiglio chiede siano destinati al sociale. Che i tagli che vengono fatti vadano anche a sostenere quelli che hanno più necessità e ne hanno più bisogno. Le famiglie sono in difficoltà, non riescono ad arrivare a fine mese, non riescono a pagare le bollette, così cerchiamo di dare anche una risposta immediata ed efficace. Soddisfazione dunque tra i banchi del Consiglio regionale, un po' meno invece tra coloro che in passato li avevano occupati. Ne prendo atto, fa sapere il portavoce degli ex consiglieri Aldo Bottin. Le leggi vanno rispettate anche se, spiega, esiste un decreto Monti che prevedeva di non toccare i vitalizi in godimento, ma ormai le cose sono fatte. E a proposito di possibili ricorsi da parte degli ex consiglieri, Bottin non si sbilancia, ognuno farà le sue scelte, conclude. Quello dei vitalizi dunque sembra essere un capitolo ancora non del tutto chiuso.